Si è svolta sabato 1 dicembre l'attesa Notte Rossa, organizzata interamente dai commercianti e dai ristoratori locali. Vediamo alcuni momenti della serata. In prossimità delle feste natalizie e dopo il successo della Notte Bianca dello scorso settembre, San Donà si tinge di rosso. In un'atmosfera del tutto natalizia, già dal tardo pomeriggio una serie di iniziative animano la città. I negozi aperti fino a tardi e ogni negoziante e commerciante si mette in gioco per il contest La vetrina più bella. Una serata organizzata interamente dai commercianti del paese con l'intento di rilanciare le attività. Com'è andata l'affluenza oggi? Com'è stata questa serata? L'affluenza è abbastanza, sì, positiva. Quindi una serata da rifare? Sempre, direi proprio di sì. Oggi ci sono stati anche i mercatini qui in piazzetta. Ci sono stati i mercatini e c'è stata una buona affluenza di gente. Hai visto qualcosa prima di andare in pizzeria che ti ha entusiasmato? Ho visto tanto movimento quando normalmente invece San Donà è abbastanza deserta all'ora di cena, diciamo, ecco. Quindi iniziativa ad hoc? Sì, assolutamente sì. Si è vestita di rosso in tema della serata? Sì, certo. Hai già fatto un giro per negozi, per la città, cosa ha visto? Ho visto un po' di negozi, di calzature, di abitini, di articoli da regalo, insomma, ecco, per Natale. Secondo lei ne valsa la pena fare questa serata, tenere le attività un po' aperte di più del solito? Ma certo, ci vuole d'inverno un po' di novità. Eventi enogastronomici, DJ set, stand, band, artisti e mercatini di Natale animano la serata sandonatese. Che cosa avete organizzato per la serata? Allora, in concomitanza della Notte Rossa abbiamo pensato di chiamare degli amici a fare i DJ, abbiamo creato una situazione anche di gastronomica, abbiamo fatto dei fagioli, abbiamo fatto del musetto come ai vecchi tempi con il creme bello caldo e degli amici, un po' di allegria, un po' di birra e così, insomma, una serata per stare un po' insieme. Birra rigorosamente? Rossa, naturalmente. E non manca la sensualità, lo spettacolo burlesque di Starlet Plum e la coreografia della Dark Queen La Roya. Che cosa hai proposto stasera per questa serata, tutta in rosso anche tu? Il pubblico era caldo? Che impressioni hai avuto anche della serata? Caldissimi qui a San Donà, non ho mai visto così tanta gente, tutti quanti in piazza, ma dov'è la crisi? Io mi domando e dico, dov'è? Sono tutti qui dalla Rosi. E allora riproponiamo un'altra serata, questa non di piazza. Claro che sì, io ci sto, io ci sto. Rosy, tu sei una delle organizzatrici della serata, da com'è nata l'idea? È un'idea che mi è venuta perché ultimamente San Donà, diciamo, è un po' deserta. Ormai più nessuno fa niente perché non ci crede a San Donà, forse. Sono partita per via, strade per strade, io e Roberta Moretto, chiedendo un piccolo contributo e cercando di portare degli artisti nelle strade, tenendo i negozi aperti e mi sembra che il riscontro l'abbiamo molto avuto. È la seconda edizione che fate, settembre la Notte Bianca, adesso la Notte Rossa in funzione delle festività e di Natale. Come ti è sembrata questa serata? Un po' freddina, però la gente c'è stata. Diciamo che con il freddo non ci credevo molto, però hanno risposto molto bene e devo dire che San Donà non è proprio morta. Basta risvegliarli un attimo da quel buco, diciamo, non lo so. Diciamo che questa sera sono molto contenta. Bene, allora buona festa e buon contatto. Alla prossima notte.